Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, atmosfera notturna, no, ho dimenticato una cosa, ma zio che, aspetta un attimo, il bello della diretta, ecco, cioè, adesso è tutto illuminato, eccoci qua, rifacciamo, bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano, allora finisciamo qua in notturna, adesso per poco, perché presto ci sarà, diciamo, il video con il My Gaming, Music, Cinema, Collection, qualsiasi cosa, setup, insomma, quindi andremo a vedere diciamo, lo studio del Comendone messo proprio a lucido, vedendolo punto per punto tutte diciamo, le caratteristiche. Ecco. Quindi qua panoramica molto rapida, tutto molto veloce, tanto voi conoscete già, insomma non è che sia uno studio gigantesco. Eccoci, e adesso proviamo a vedere la My Gaming, My Retro Gaming Setup, proprio come pronunciano quelli bravi, che non è qua però, è in salotto, e niente, le ho collegate tutte, diciamo quelle più in alto, non voglio spoilerare di tanto, diciamo, sono le uniche non collegate direttamente, però basta mettere il cavo subito in velocità, è tutto comodo e posso, diciamo, collegare anche le console, diciamo, sopra, diciamo, la prima mensola, ecco qua abbiamo tutto, facciamo proprio una cosa molto rapida, boom boom boom, ma ragazzi oggi il video non è dedicato allo studio comendiano, ma è dedicato alla postazione di retro gaming, così faccio prima quando devo fare i video senza doverle togliere dallo scatolone ogni 3 minuti. Adesso mettiamo il buio che fa sempre atmosfera, purtroppo non si vede niente, devo cambiare anche sta videocamera, diciamo un po' così, quindi ci sta. E niente ragazzi, ci becchiamo in salotto per la postazione retro gaming. Eccoci qua raga, siamo in salotto. Siamo in salotto, come prima cosa salutiamo Dennis, salutiamo Scody, salutiamo Kim, salutiamo Carl, salutiamo Penny, salutiamo Stark. E un po' tutti. Beh, qua abbiamo già visto tutto. Allora, fiori. Intanto qua, che la faccio vedere sempre poco, ecco la Switch, che poi come si dice, faremo un video a parte sulla Switch. Qua faccio vedere la collezione di videogiochi e in arrivo anche, quindi ho parecchi video. Qua sono degli aggiornamenti, roba veloce. 1. Roba veloce. 2. Quindi salutiamo. E adesso, raga, prima di dedicarci alla postazione, diciamo, retro, del retro gaming, voglio far vedere qua i fili, che ci sono molto meno, ovviamente, perché sono tutti collegati o quasi. E prendiamo questo così vale a prendere, visto che la Wii collegata, fatalità, che sarà uno dei prossimi video anche quello con la Wii. Vedi Wii, con la scritta tutto regolare, tutto perfetto, tutto comendiano. Allora, quindi col volantino ho giocato a Formula 1 2009, da godimento. Boh, allora, eccoci qua raga. Questa è la postazione, semplice. Questo è, diciamo, dove mi siedo, tac, televisione, Sega Saturn e Nintendo 64, diciamo, non sono collegate direttamente, le uniche, diciamo, però le collego ineveniente, cioè voglio giocare al Saturn, collego velocemente al televisore e tac, con le ciabatte di là, è perfetto e si gode. Poi qua tutto il resto sono collegate, SNES, Mega Drive, Nintendo Wii, Xbox Classic, PS2, ho scelto la 2 che così è più versatile, posso giocare sia la 1 che la 2, e Nintendo GameCube. E questa raga è la postazione. Qua abbiamo la ciabatta, se devo capire qua come nascondere meglio i fili, perché insomma poi ce ne sono, non è una cosa fastidiosa, che poi comunque è una situazione comunque non definitiva, e qua c'è l'albero di Natale, lo sapete, cioè, nel senso, quindi è chiaro che non è la postazione definitiva, ecco, però, cioè, fili non si vedono. Allora, vediamo tutte le posizioni e diciamo da qua, dal salottino, mi cazzo qua, cioè è abbastanza magica la cosa, ripeto, devo sistemare il discorso dei fili un po' a lato, devo capire come sinceramente. Eccoci qua. Togliamo questo, lo mettiamo qua e diciamo questi sono, diciamo, i fili che voglio sistemare, perché insomma mi danno un po' fastidio e devo capire, devo creare una specie qua di copertura in modo che possa, diciamo, non vederli che mi sta altamente sui maroni. Adesso accendiamo
le due ciabatte, eccoci qua, e qua è tutto collegato, cioè tutto pronto. È chiaro che la cosa che non è collegata è questa, ma io ho scelto di fare, insomma, la touch è collegata alla Wii, ma qua ho tutti i cavi chiaramente segnati con l'etichetta, quindi ho bisogno dell'Xbox Classic, c'è scritto Xbox, eccoli qua, ho bisogno della Play 2 e li prendo. Quando dopo tutti gli altri li collego, tutti gli altri sono nascosti così e quindi non vedo niente, che non si vede nulla, cioè è straregolare, guarda che bene. Qua abbiamo messo, diciamo, quella per non avere ancora più ingombro, diciamo, l'alimentatore della Wii, l'ho messo a destra, l'unico, ma per il resto è tutto iper funzionante. Adesso ne accendiamo la TV, ecco, spostiamo il sensore Wii, che quando gioco la Wii è meglio che sia un po' più in qua. Aspetta che ho il televisore leggermente, adesso è chiaro, non è una postazione da gaming, da retro gaming devastante, però cioè, la mia, insomma, cosa principale ovviamente è lo studio. Chiaramente in studio non mi sta più nulla, aspetta, qua Madonna, mi dà fastidio quando non lo vedo dritto. Ok, vabbè, teniamo così intanto. Qua noi apriamo, aspetta, scusate, ok, e tac, siamo collegati con la Wii. Dopo da qua devo decidere se fare, diciamo, il video, quando farò i video, per così, che secondo me è la posizione migliore, la più bella, e vediamo tutto, magari più vicino ovviamente. È chiaro che l'unica cosa è che la Wii è nascosta, quindi se voglio far vedere tutto, devo far vedere, diciamo, ho scelto Saturn e Nintendo 64 perché esteticamente sono quelli che mi piacciono di più. Da di qua sarebbe anche qua, però ma vediamo, deciderò. Consigliatemi anche voi se preferite che dopo i video di gameplay li faccio da qua, che però comunque devo zoomare così, e abbiamo qua magari anche qualche pop e il guanto, o se invece cazzarci da di qua. Quindi lasciamo la scelta, se me lo scrivete me ne fate un favore. Qua chiaramente il sensore va bene, aspetta, perché non va, ecco, appena detto, bello della diretta, forse perché è coperto, questa è una cosa che devo un attimo, posso metterlo anche qua, aspetta un attimo, scusate raga. Oh, ma forse sono troppo vicino? Infatti. Ok. Chiaramente devo collaudare ancora delle cose, soprattutto con la Wii che è un po' incasinata, però... No, ma adesso va anche da vicino, ok, a posto, a posto. Sono le batterie un po' scariche, però. E niente, raga, questa è la postazione semplice, però secondo me è carina. Così vado meglio, ripeto, nel fare tutto, nel fare i video, diciamo, e vedere i giochi del passato cumendiano. E niente, adesso rivediamo nel dettaglio, ripeto, Saturn, che dopo lo collego così, metto l'alimentatore, l'alimentatore qua, dietro il coso e ci gioco. E questo è la stessa cosa del Nintendo 64, perché ripeto, non volevo mettere altri fili, potevo, c'è lo spazio, c'era, però ho detto devo sacrificarne due e ho messo, li ho sacrificati davanti così almeno non vedo i fili sopra. Poi qua abbiamo SNES, Mega Drive e Wii, la Classic finalmente, diciamo, arrivata, decente, PlayStation e Cube. Qua abbiamo tutti i joystick, volevo mettere in bella vista però perdevo troppo spazio e non aveva senso. Qua abbiamo tutti i joystick, perfetto. E niente raga, siamo pronti a partire. Adesso vediamo una cosa però, voglio tornare un po' perché ho giocato 2-1 la Formula 1 senza problemi, adesso non so perché non mi prende. Io sono dell'idea che sia scarica, sono scariche le batterie secondo me. E c'ho questo problema, io ho sempre questo problema con la Wii. Non me lo prende mica, eccolo qua. Allora, eccoci qua, vedi così non me lo prende.
dovrò un attimo capire perché ieri mi andava perfettamente, oggi no. Lo rimettiamo qua. Ok. Boh, lo tengo così e così è perfetto. Buono. Il Formula 1 è bellissimo perché col volante, cioè il volante, comunque riesce poi acceleratore e freno, tasto 2 acceleratore e 1 freno e vai. Niente raga, questa è la postazione Kumandiana per il retro gaming. E niente, Fiore, adesso c'era anche un unboxing musicale però, a breve. E poi diciamo come video di giochi retro, ripeto, ci spariamo la Wii, rifaccio la Xbox Classic fatta bene, come deve essere. E niente raga, insomma, carne al fuoco ce n'è sempre, passione anche. E dopo deciderò a livello definitivo dove metterla, però già qua, ripeto, sta benissimo. Almeno secondo me. Raga, un saluto dal comandante veneziano. E viva il retro gaming. Ciao! Ragazzi, piccola postilla, ho già risolto la situazione. Sembra un computer e i fili non si vedono. Eccoci qua. Sembra un computerino, magari possiamo anche pitturarlo e creare un computer fatto coi pennelli, ma adesso abbiamo la postazione senza fili e si gode.